Bentornati in diretta a In Onda. Intanto voglio accertarmi subito se funziona il collegamento con il nostro amico senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle, visto che l'altra settimana abbiamo avuto un problema di trasmissione. Lo faccio anche per rassicurare diciamo, gli amici di Twitter del senatore Giarrusso e quelli che ci hanno detto che insomma, l'avevamo fatta apposta. Senatore, glielo dica lei, glielo dica lei. Buonasera a tutti, qua sembra tutto a posto. Sembra tutto a posto con un certo ritardo. Ho sudato freddo per un attimo perché non mi ha risposto velocemente, senatore, ma sono contento che ci sente. Intanto benvenuto. E benvenuto anche a Jacopo Iacoboni, che invece è in collegamento da Otranto, Grazie. Non da Torino, è giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni, ma non si trova a Torino bensì a Otranto. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao Jacopo. E poi è rimasto con noi Matteo Richetti del Partito Democratico. Allora, Salvo, se sei d'accordo, cominciamo subito con un caso che riguarda il Movimento 5 Stelle proprio in questi giorni. Vediamo il servizio. Massimo. Marco Billeci. Si ricorda, Sindaco, quando c'è stato un signore che è venuto dietro di lei e l'ha toccata per spalla e io immagino in genovese come l'ha pronunciata, ha detto bella sta ciassa, ti made anche a me quando vengo a farmi spettacolo. Chi era questo signore? Beppe Grillo. Io mi sono voltato e ho pensato sinceramente che fosse uno scherzo. No, non scherzava Beppe Grillo quando incontrò il sindaco di Roma Ignazio Marino nella tribuna VIP del concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo di Roma. Pochi mesi dopo il leader del Movimento 5 Stelle chiede lo stesso spazio per organizzare dal 10 al 12 ottobre la festa nazionale degli M5S e scoppia la polemica. Grillo accusa Marino di non voler concedere l'aria ai 5 Stelle. Dal Campidoglio rispondono che il loro parere è positivo, ma ci sono problemi tecnici da superare. Ma Grillo non si fida e per risolvere la questione si appella addirittura a Mick Jagger. Mick torna da noi, Mick con i Rolling Stones tornate, dobbiamo fare una grande manifestazione come Movimento 5 Stelle al Circo Massimo, se non tornate voi. Marino, il sindaco, non ci dà lo spazio. Ma come stanno le cose? Lo abbiamo chiesto a Federica Galloni, direttore dei beni culturali e paesaggistici del Lazio, una dei 4 componenti del tavolo tecnico congiunto di MIBAC e amministrazione comunale che deve decidere se l'evento è compatibile con l'area archeologica. La donna la cui firma tutto può, l'ha definita Grillo. Parliamo di 150 gazebo solo per formare lo skyline dello stivale dell'Italia, più una trentina tra punti di ristoro per una manifestazione che dura 2 giorni, ha una durata degli allestimenti e disallestimenti di 14 giorni e poi tutti questi allestimenti erano molto vicini all'area di scavo. Quindi il tavolo, valutando questo progetto, ha espresso un parere negativo se gli allestimenti rimanevano tali, quindi ha chiesto di ridurre possibilmente questi allestimenti e poi che non ci fossero punti di ristoro, ristoranti, cucine da campo, oppure se invece gli allestimenti dovevano rimanere così esorbitanti e farlo altrove. Al Circo Massimo sono state autorizzate tante cose, dal concerto dei Rolling Stones, manifestazioni di partiti, sindacati, qual è la differenza? Sì, no, questo è vero, non è una manifestazione elettorale, ma è una sorta di festa, come la manifestazione elettorale o il convegno del sindacato. Loro mettono un palco e parlano. Per quanto riguarda il concerto dei Rolling Stones, le sembrerà strano, ma gli allestimenti erano molto minori. Quello che ci tengo a precisare è che non c'è stato nessun atteggiamento di parte. Con i vincoli imposti dalla soprintendenza, d'altronde, si è confrontato anche Sergio Giuliani, l'uomo che ha portato gli Stones a Roma. L'abbiamo iniziato, se non sbaglio, intorno a metà dicembre del 2013. Se non sbaglio abbiamo fatto 6 o 7 conferenze di servizio per questa cosa. Normalmente se ne fa una. Noi per esempio hanno detto che dovevamo controllare l'area archeologica con molti steward. Questi sono però dei vincoli che danno le sovrintendenze a cui tu non ti puoi sottrarre. È solo una natura tecnica, io penso tra pochi giorni risolveranno. Il 9 settembre dovrebbe arrivare sul tavolo tecnico il nuovo progetto dei 5 Stelle per la festa al Circo Massimo. Come andrà a finire? Aspettare che ritorni Mick Jagger, senatore Giarrusso, a Roma perché vi diano il Circo Massimo?
Ma guardi, questo fatto che le amministrazioni locali, in genere del PD, ci mettano i bastoni fra le ruote è un fatto che stiamo vivendo dappertutto. L'ultima l'hanno combinata Di Battista in Sardegna per mettere 2 cassettine dell'amplificazione, sai, di quelle di poche centinaia di euro che si montano su un trespolo. Gli hanno chiesto una fideiussione di 1.500 euro a dei ragazzi che montano un gazebo. Lei si immagini. Quanto a questa bufala delle piadine, delle salsicce, al Circo Massimo mi pare che c'è stata qualche anno fa una grandiosa manifestazione dove c'era un'esposizione di tutto il cibo italiano, un grande raduno culinario dove si cucinava di tutto e di più, quindi questa qua mi sembra veramente un escamotage. Diciamo che dicono sì, ma nel ma mettono nei dettagli e cercano di impedire lo svolgimento di queste manifestazioni. Però se anche i Rolling Stones hanno dovuto, come dire, hanno avuto un iter travagliato, forse vale per tutti. No, lei dice che è una scelta, che è un problema politico. Io dico che è un problema politico, ripeto, abbiamo gli stessi problemi in molte parti d'Italia, in moltissime parti d'Italia, persino a Genova dove abbiamo fatto l'ultimo raduno, fino all'ultimo hanno cercato di metterci i bastoni fra le ruote. Senta, Giarrusso, quindi è una prassi normale, guardi, purtroppo Ma Giarrusso, come sarà questa festa? È un po' simile adesso alle feste dell'unità, diciamolo che poi il parametro delle feste di partito, che cosa invece avrebbe di diverso una festa del Movimento 5 Stelle? Non sarà una festa di partito, sicuramente non sarà una festa di partito, sarà una festa per rilanciare la speranza dell'Italia che vogliamo, dell'Italia diversa. Cioè dibattiti, una vera festa degli italiani. Dibattiti, che cosa ci sarà? Grillo, Casaleggio, tutti i parlamentari? Dibattiti, idee, confronti, certamente, certamente. Jacopo Iacoboni. Cercheremo di portare in mezzo ai cittadini il nostro lavoro e di portare i cittadini a collaborare ancora di più con noi dentro le istituzioni. È un momento di incontro del movimento importantissimo. A Giarrusso invece di replicare sulla parte precedente dell'intervento di Iacoboni, quando dice che questa è una fase difficile comunque per il Movimento 5 Stelle di sbandamento, è d'accordo? È un'analisi che la convince, Giarrusso? Ma assolutamente no, non siamo d'accordo. È una fase in cui il Movimento ha ripensato la sua strategia, abbiamo fatto importantissime battaglie, guardi, non siamo noi quelli sbandati. A me sembra che in questo momento sbandato sia l'azione di governo che rimane soltanto negli annunci. Un governo che ha un bilancio assolutamente deficitario, debito alle stelle, occupazioni alle stelle, disoccupazione alle stelle, una crisi drammatica e non riescono a trovare la via per rilanciare il Paese se non attraverso degli annunci o sceneggiate come quella del gelato. Ecco, senatore Quindi Giarrusso, noi non invece siamo voi affatto concretamente sbandati, noi cosa siamo proponete per la l'opposizione in questo deflazione? Paese e l'abbiamo dimostrato proprio in Senato nella battaglia per quella assurda riforma che hanno portato avanti. A me sembrano questi sbandati, quando pensano di rispondere al problema dell'occupazione in questo Paese cambiando il Senato, francamente è veramente una cosa che ha cosa proponete dell'incredibile. concretamente, senatore? Contro la deflazione. Contro la deflazione. Allora, noi proponiamo concretamente di affrontare i problemi di questo Paese esattamente come una buona volta ce li pone l'Europa. I problemi di questo Paese sono fondamentali, sono la corruzione e la criminalità. C'è stato un rapporto a fine gennaio, inizi di febbraio dell'Unione Europea che dice che nel nostro Paese non è vabbè. Noi siamo l'unico Paese in Europa fra i grandi del G7 che continuiamo a essere in recessione e continuiamo a gravare come manovre e tagli su chi già è in difficoltà perché non si riescono ad affrontare i problemi seri di questo Paese. Guardi, le faccio un esempio che sta molto vicino a me, nella mia città al comune ci sono 3 dirigenti che prendono più di Napolitano, che prendono una cifra esorbitante che non è nel contratto tanti, ci sono di pure lavoro nella città di Richetti. e che
era stato previsto così dalle precedenti giunte di centrodestra e hanno continuato col centrosinistra. Quindi quando noi abbiamo questi sprechi in mani, noi stiamo parlando di un comune, ma ce n'è così in tutte le amministrazioni pubbliche di questi sprechi, e quando non si tagliano questi sprechi, e non li possono tagliare chi li ha creati, va tagliato chi li ha creati. Dopo aver tagliato chi ha creato questi sprechi, poi si possono tagliare gli sprechi. Bisogna mandare a casa questa gente, e questa è la vera riforma che i cittadini vogliono e che questi non vogliono fare, perché ovviamente non se ne vogliono andare a casa. Ma vi dovete vergognare quando dite queste cose. Sono falsità queste. Cioè? Sono falsità. Noi abbiamo proposto delle cose semplici che ci sono anche nell'ordinamento. Quando un dipendente pubblico viene arrestato, viene sospeso dal servizio, ma non sono tutti arrestati, però noi abbiamo gente che è in galera, parlamentari che prendono lo stipendio e voi avete votato contro. Siete voi che vi opponete ai tagli, quelli che vogliono i cittadini, quelli veri, quelli dello spreco. La corruzione in Italia vale 60 miliardi di euro e qua si parla di tagliare le pensioni, la sanità, l'istruzione, i servizi ai cittadini, invece di tagliare gli sprechi, che sono una quantità enorme. È per questo che noi non siamo credibili in Europa, perché la Merkel lo sa che cosa succede in Italia, lo vedono che cosa succede in Italia. Dice è tutto un problema di corruzione. No, io dico una cosa, no? Aspetti, facciamo rispondere Richetti. A portare a casa, avete portato a casa un salvaladri, che impedisce in questo momento di arrestare gente che gira armata, molestatori di bambini, spacciatori. Voi avete fatto questo con la scusa di fare lo svuotacarceri, un indulto mascherato. Voi avete portato a casa la riforma del 416 ter, che è un favore alla mafia, che manderà assolti i politici che colludono con la mafia. Ma che ha preso il plauso del direttore dell'antimafia. Giarrusso, io non so che film vi fanno vedere al Senato, ma non è quello che sta accadendo. Io vorrei chiederle un'altra cosa. Se è vero che il Movimento 5 Stelle, come è vero, è così rappresentativo tra le fasce più giovani, quelle che hanno voglia di sbrigliare questo paese, perché quando facciamo il decreto Poletti che consente ai ragazzi, invece che avere 2 proroghe a casa, di rimanere più sul posto di lavoro e avere 36 mesi invece che 18, voi vi ammanettate in Parlamento e gridate allo scandalo invece che cogliere il tema di cambiare le regole? Perché voi siete per il precariato. Vabbè, continuate a fare battaglie datatissime, con uno schema datatissimo, mentre in questo ragiona, paese i ragazzi non sono precari, sono a casa disoccupati. Il problema è chi non ha lavoro e che cosa vogliono fare. Scusa, posso replicare? In questo paese il problema è chi non ha lavoro e che cos'è che proponete di licenziare più facilmente chi ha il lavoro, toccare l'articolo 18. Quello che noi dobbiamo colpire è il precariato, non crearne altro. Ma lei li legge i provvedimenti prima di votarli o no? Ma dove è scritto che si licenzia con maggiore facilità? Il nostro paese è entrato in recessione. Ma bisogna che quando siete al Senato, invece che studiare le scie chimiche, studiate i provvedimenti, perché sennò facciamo del cinema. Uno alla volta, se no allora non Giarrusso dice che questo paese della maggiore facilità di licenziamento. Respiri meno le scie chimiche che le fanno male. Giarrusso, se vuole discutiamo della maggiore facilità di licenziamento. Non c'è nessun provvedimento, però cioè, gli italiani cominciano ad essere stanchi di qualcuno che gli racconta un film che non va in onda, perché quel provvedimento lì non c'è stato. Abbiamo semplicemente aumentato la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato. Si esprima su questo se ha un'idea, se no stia zitto. Con la mafia, quelle le vedono e le leggono sui giornali. Quelle sono fatti seri e sono creati da voi. Siete voi che avete ridotto del 40% la pena per il voto di scambio politico-mafioso. Però mi sembra che la discussione sia su due piani completamente diversi. Governo D'Alema il precariato. Ci sono 47 forme di precariato nel nostro paese. È questo che impedisce alla spesa di andare avanti, perché la gente precaria non può spendere, non può progettare una famiglia, non può comprare la cucina per cucinare, non può comprare la camera da letto per sposarsi, non può fare più niente, perché avete reso precario il lavoro in questo paese. E questo è il problema. Dobbiamo fermarla per la pubblicità. Noi dobbiamo creare lavoro in questo paese, non precariato. Senatore, facciamo una pausa, torniamo tra poco in onda. Allora, di nuovo in onda. Senatore Giarrusso, volevo
volevo chiederle se il Movimento 5 Stelle, e se lei naturalmente qual è anche la sua opinione personale, ha considerato un fatto positivo la nomina di Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera europea. Guardi, Federica Mogherini è un'espressione del PD in tutto e per tutto. Una persona che ha svolto tutta la sua attività al servizio di un partito e non si è mai distinta particolarmente in nulla. Quindi questa nomina è soltanto fumo negli occhi e soprattutto temiamo sia molto seria la situazione, perché in questo momento l'Europa si trova ad affrontare una crisi gravissima. Noi ci auguriamo che possa essere all'altezza della situazione, perché in questo momento i venti di guerra che sono alle porte dell'Europa a Kiev in Ucraina richiedono il massimo delle capacità possibili. Noi temiamo che, essendo la solita funzionaria di partito cresciuta all'interno del PD, non abbia la statura e la capacità adeguate a un compito così grave. Temo che era quello che opponevano chi in Europa storceva il naso su questa nomina. Una sua legittimità, una sua anche importanza, però potrebbe anche essere rivelatrice di un obiettivo in sé, cioè alla fine è un'operazione di potere, non di, diciamo così, Insomma, qui potremmo aprire una lunga discussione sul termine potere e sull'esercizio del potere che si è vissuto... Magari ci andassero le nuove leve del PD in Europa, in maniera virtuosa. Ci potrebbero andare anche, come la Moretti che ha l'80% di assenze. Adesso all'80% non so quante riunioni ci siano state, secondo me è andata a tutte, però Giarrusso, considerato che sono dentro la pausa, sono insediati a giugno-luglio, non so che conti lei abbia. l'80% di assenza, vado a controllare. L'unico posto dove è presente sempre in televisione. A Strasburgo e Bruxelles ci in vanno. Europa non ci va, glielo possiamo garantire, perché i nostri ci sono e controllano. Abbiamo svegliato Giarrusso, è finita. Senatore Giarrusso, invece voi come valutate il gesto del gelato? Voi che siete specializzati nelle provocazioni, diciamo. Era un modo di Renzi per superarvi, diciamo, a sinistra dal punto di vista delle provocazioni? Ma guardi, noi non siamo specializzati nelle provocazioni, anzi pensiamo che il Presidente del Consiglio dovrebbe fare a meno di queste provocazioni. Questo gelato, così dico, sembra veramente una beffa ai tanti italiani che sono in grandissima difficoltà e che si aspettano e attendono altro dal proprio Presidente del Consiglio. La linguaccia, come diceva il giornalista, purtroppo Renzi la fa a tutti quelli che arrancano nel nostro Paese, con i quali non riesce ad avere nessuna empatia che non vada oltre gli slogan con cui nasconde i suoi fallimenti. Perché è arrivato un messaggio di Alessandra Moretti per replicare a Giarrusso, quindi vai. Intanto leggiamo il messaggio. Il messaggio di Alessandra Moretti scrive: contesto la dichiarazione del senatore Giarrusso in merito alle asserite mie assenze a Strasburgo. La percentuale citata si riferisce infatti a dati parziali basati solo sui voti nominali e che non tiene conto di tutte le votazioni fatte dai deputati durante la sessione di Strasburgo. Sono sempre stata presente sia a Strasburgo che nelle commissioni a Bruxelles, salvo qualche assenza dovuta ad altra attività istituzionale e politica, e sono una dei pochi italiani ad essere già stata nominata titolare di uno dei più importanti dossier sul diritto di maternità. Giarrusso. Questo dice Alessandra Moretti. Vedo che Alessandra Moretti conferma il dato che ho detto. Dice che è vero, però si riferisce ad altro, quindi era assente, era, come si suol dire, diversamente assente, no? Si usa dire così, vero? Che sono dati diversi. Comunque.